Grazie. Ci siamo. Grazie. Vediamo ora la vestizione nell'abito femminile, chiamato suestiri, abito tradizionale femminile di Meana. Il primo indumento da indossare è sagamisa. Sagamisa confezionata in lino, prodotto in loco, di manufattura assai semplice ma molto antica. Fa parte delle cosiddette camicie lunghe, ossia unite dalla parte inferiore da un tessuto più semplice come la tela di cotone, molto resistente all'attrito con l'orbace della gonna. Presenta 2 aperture davanti e dietro, per il classico doppio uso. Trattiene la fitta plissettatura a tentura del collo, un abile ricamo di precisione ad ago, e si chiude con 2 asole dove vengono inseriti i bottoni. Lo stesso tipo di ricamo è presente sui polsini, chiusi con bottoncini di filo fatti a mano, usata in ambito giornaliero, festivo e nuziale. Sopra sagamisa si indossa sabalabascia, eccola qua, di dimensioni ridotte, priva di maniche, lascia scorgere le ampie maniche della camicia. Si chiude in avanti con su goldonittu o con uno stretto nastro in setta. L'esemplare festivo è realizzato con lo stesso tessuto usato per la confezione del suciponei festas. Viene bordato con nastrini di seta plissettati e attaccati a mano. 3 ricami a raggiera sono presenti anche sul lato posteriore, 3 coccardine all'altezza delle spalle e una centrale, come possiamo notare. Sotto il seno. Il tessuto usato per la gonna, chiamata saunè de ovalci, è l'orbace, tessuto in casa dalle tessitrici di Meana, tessuto con il telaio orizzontale. La particolarità di questa gonna è il suo confezionamento. Pensate che è formata da 10 gheroni di forma trapezoidale che misurano circa 25-30 cm ciascuno. Essi hanno un taglio nel quale ad ogni piega, o al massimo a un gruppo di 2, corrisponde un gherone, lungo quanto l'altezza totale della gonna, e unito ad un altro in corrispondenza della parte interna di ciascuna piega. L'intera ampiezza della gonna, ad eccezione del pannello anteriore, è perciò data dall'unione dei gheroni. La parte inferiore presenta una piccola bordura di seta di colore verde.
In vita viene raccolta in una fitta pieghetatura a tentura trattenuta da un cordolo ben rigido, fatto con diversi tipi di tessuto di seta o cotone, di colore in tinta unita oppure in fantasia. Un semplice ricamo con fili policromi avvolge la fitta pieghetatura che genera nella lunghezza delle larghe pieghe. Il davanti della gonna è liscio e presenta brevi aperture orlate da seta verde, come l'orlo inferiore. La gonna si chiude con ganci sulla vita. Sopra saunedda abbiamo saginta e ovalci. Eccola. È confezionata in orbace tinto con erbe naturali, da cui si ricavano il color ruggine oppure il color granata, rosso scarlatto, ma anche marrone oppure nero. Di forma trapezoidale e molto ampio e di lunghezza pari a 1/3 della lunghezza della gonna. È bordato da un'alta fascia di seta nelle diverse tonalità del celeste, fermata con una lavorazione ad ago. Gli esemplari più recenti si presentano anche con la fascia in fantasia floreale. È arricciato in vita. Viene chiuso da una catena d'argento detta saganceria. A maglia semplice negli esemplari più giornalieri e finemente lavorata in quelli festivi. Pendono dalle estremità 2 nappine realizzate a mano con fili policromi. A completare i suoi stili è su Cippone i Festasa. Di misura assai ridotta, quasi a voler mettere in evidenza il punto vita, le maniche sono lunghe e strette e si evidenziano delle brevi aperture in corrispondenza dei polsi. Gli elementi anteriori sono anch'essi ridotti in modo da mettere in evidenza la camicia. Il tessuto principe per la confezione è il brocatto, con base in seta in diverse tonalità. Quelli più antichi ricordano il porpora, il blu scuro e il verde. L'interno invece è foderato in brocatello di raso e bordato in seta rossa in tutti i profili e nastri di chiusura. Negli esemplari più lussuosi chiude l'indumento una ganciera in argento. Molto particolare anche nella maniera in cui viene sistemato è su vannigeddu, il copricapo. Sui capelli raccolti in trecce o in fascio entro una cuffia,
compongono una benda di tela lunga 2,5 metri e larga poco più di una spanna, che fanno passare una volta sotto il mento e riuniscono poi sulla fronte con una spilla, lasciandone cadere le due estremità sulle spalle, oppure ripiegandole in bella foggia. È una lunga benda di lino prodotta in locco e tessuta al telaio, di forma rettangolare. La sua lunghezza può arrivare negli esemplari più lunghi anche a 2,5 metri. Può essere bianca, color lino naturale, o nera, per il lutto stretto. Si indossa sopra 2 fazzoletti sudrubanti, il primo fazzoletto che viene indossato, questo qua, viene usato per raccogliere la capigliatura ben stretto intorno alla testa, tanto va via la voce, tanto non si sente. Sudrubanti. Su Moncadore Drempa. Non si sente, ora sì. Su Moncadore Drempa, indossato sopra Sudrubanti. Viene fatto passare sotto il mento e viene utilizzato soprattutto per proteggere la benda, quindi su Pannigeddu, dal diretto contatto con il collo. Le orecchie. Sì, sì. Qualche insetto. Ok, grazie. E ora vediamo come viene indossato su Pannigeddu, anzi la maniera proprio in cui viene
Carino. Eccoci, abbiamo completato sui stili. Carina. Girati qua. Grazie per la partecipazione, grazie. Qua. Girati di qua. Ora vi aspettiamo per il trasporto del corredo della sposa.